del gruppo 2, 245 Alessandro Negri, 214 Natale Casalboni, sono attesi urgentemente al cancello di ingresso pista. Ripetiamo, 245 Negri, 214 nel corso della pausa tra la seconda sessione di balistiche e questa intanto basta che appunto con grossi problemi alla sua
questo no, che vado capito totalmente. Allora intanto alla chiusura di questo terzo giro 1036.
canale tanto la chiusura per Paolo Caputo. Allora è tutto pronto per la partenza del gruppo 1 e si parte subito con Caputo che va sorpresa Tonoli che rimane fermo lì sulla griglia di partenza e quindi Caputo a prendere via, ma sembra che sia pressoché impossibile perché vediamo sempre lì con la macchina ferma in griglia, quindi intanto va a chiudersi il primo passaggio e Paolo Caputo 1 per 4 per Caputo in questo quindi alza di 2 decimi il suo precedente giro. Questa sua finale in solitaria qui sul tracciato di Vizzolo. Con il campionato italiano è fissato per il 22-23 maggio a Maggiora nel provincia di Novara con il quarto appuntamento stagionale. Intanto Caputo va a chiudere il quarto il piede.
giri al termine per Caputo. Tanto Caputo che va a iniziare l'ultimo giro. Un chilometro di gara per lui, visto che l'ha scacciato lavoro di tutto lo staff dell'Este Off Road, delle notevoli interazioni. Sicuramente, ma la pista ora in condizioni quasi perfette per la fase delle finali, e siamo alla conclusione con Pierpaolo Caputo che va a vincere la finale del primo classificato del gruppo 1, Pierpaolo Caputo.